L'associazione Onlus a Cuore Aperto ha donato un defibrillatore portatile alla sezione Avis di Santa Margherita del Belice, che ne aveva fatto richiesta, un'iniziativa fondamentale per il presidente dell'Associazione a Cuore Aperto, dottor Giovanni Ruvolo, la collaborazione fra associazioni per riuscire a fare insieme più di quello che si riesce a fare da soli. Sia come cittadino che come cardiochirurgo sono particolarmente contento di essere stato il tramite di questa donazione. Voi fate un grande lavoro, vi devo ringraziare come cittadino perché come cittadino posso avere bisogno di sangue e quindi se non ci foste voi a volte poi uno ha un problema di sangue. Vi devo ringraziare come chirurgo perché soprattutto in cardiochirurgia dove a volte i litri di sangue scorrono e in un attimo si perde tanto sangue, se non ci fosse il sangue noi non potremmo operare i pazienti e quindi vi ringrazio a nome di tantissimi pazienti che noi abbiamo operato. Devo dire che sia in Sicilia che a Roma non abbiamo avuto mai grossi problemi di sangue. Sì, è capitato qualche piccolo periodo legato alle ferie, alle cose, ma in linea di massima devo dire che le persone hanno sempre donato, ma perché dietro queste donazioni c'è un grande lavoro che voi fate in maniera precisa. Sono contento di collaborare con l'ARIS, continuare a collaborare con l'ARIS perché sono convinto che in un momento in cui, non è un momento, forse ormai in un mondo in cui la sanità pubblica è come se a volte c'è o non c'è e viene delegato tutto al volontariato. E allora noi, associazione di volontariato, dobbiamo collaborare perché da soli non si fa niente e se ci mettiamo assieme si può fare sempre qualcosa di più rispetto a quando si è soli. E quindi per quel piccolo che noi abbiamo potuto fare, quando Francesco ha chiesto, a parte l'Avis, così rosso per me sono, no? Come sono delle istituzioni a cui per definizione non si può dire di no, con piacere ho subito chiesto se avevano un defibrillatore al volo a Palermo e io ho cercato di farti trovare un defibrillatore. Quindi grazie a voi di avermi permesso di collaborare con voi e mi auguro che quel defibrillatore non si utilizzi mai e che invece aumentino molto ancora le donazioni.